Buonasera. Bene, questi fantomatici Vangeli apocrifi, perché noi conosciamo i Vangeli, i 4 classici Vangeli che vengono letti nella liturgia le domeniche a messa e anche i giorni feriali, quei 4 Vangeli che conosciamo di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Ce ne sono altri, appunto, detti Vangeli apocrifi. Cosa vuol dire la parola apocrifo, che è una parola greca? Apocrifo si riferisce ad un libro, a uno scritto, a un documento ritenuto non autentico. Nel caso specifico dei libri della Bibbia, in questo caso in modo particolare del Nuovo Testamento, non ispirati da Dio, quelli che la Chiesa Cattolica esclude dal canone, cioè dalla regola, dai 4 Vangeli canonici, ecco, delle Sacre Scritture, in quanto non riconosce l'ispirazione divina su questi scritti. Ce ne sono tanti, li abbiamo divisi, sono solitamente divisi in alcuni gruppi: gli Vangeli dell'infanzia, i Vangeli della predicazione, quelli della passione e della risurrezione, degli scritti che riguardano la assunzione di Maria, altri Vangeli chiamati gnostici, ora spiegherò il significato della parola gnostico, e poi Vangeli dualistici. Questi 2 ultimi gruppi, che forse bisogna spiegare il termine gnostico, anche qui la parola è greca, gnosi, che vuol dire conoscere, la conoscenza. C'era fin dai primissimi tempi del cristianesimo, proprio dei primi secoli, quando il cristianesimo incontra la cultura greca, che sottolinea moltissimo l'aspetto della sapienza e della conoscenza, si è diffusa una eresia, cioè una dottrina su Gesù sbagliata, che sottolinea il fatto che Gesù lo si conosce per una illuminazione. Anche la sottolineatura che compare in questi Vangeli, Gesù, tutto l'aspetto corporeo, tutto l'aspetto storico, materiale scompare, viene molto, è presente molto nel sottofondo, non viene valorizzato, anzi viene valorizzato l'aspetto spirituale, come se fosse, e si usa anche un termine che per noi è totalmente estraneo e sconosciuto, eone. Dio, Gesù, sarebbe una derivazione dalla divinità, e lo si conosce, ecco il punto gnostico, lo si conosce per delle rivelazioni segrete di maestro, di sapiente insapiente. Questo dà anche il motivo, l'origine al nome apocrifi, che molto spesso significa anche scritti segreti, scritti nascosti, scritti per una cerchia ristretta di persone. Vangeli gnostici, Vangeli dualistici, il dualismo, una netta divisione tra il mondo del bene e il mondo del male, una netta divisione anche di tutte le derivazioni legate al mondo del bene e quindi l'aspetto spirituale, legati al mondo del male. Alla realtà è la terra, la materia. Vangeli che sottolineano molto questa divisione, questa separazione e anche per certi versi questa contrapposizione tra il mondo spirituale buono e il mondo della carne, della materia, cattivo e malvagio. Questi per dirvi i gruppi. Prendiamo il gruppo dei Vangeli dell'infanzia e vedete che già all'interno ce ne sono molti. Alcuni di voi, forse il nome di alcuni di questi
risulteranno familiari. Proto-Vangelo di Giacomo, Vangelo dello pseudo Tommaso, perché a un certo punto più avanti c'è anche un Vangelo di Tommaso per distinguerli, hanno tutti e due, fanno riferimento ad un autore, uno scrittore che si chiama Tommaso, ma sono due diversi. Questo pseudo Tommaso, idem per il Vangelo dello pseudo Matteo, un Vangelo, storia di Giuseppe il falegname, Vangelo dell'infanzia arabo-siriaco, Vangelo dell'infanzia armeno. Che cosa vuol dire arabo-siriaco? Che è scritto in quella lingua lì. E armeno perché è scritto in lingua armena. E poi il libro sulla natività di Maria. Questi per quanto riguarda i Vangeli dell'infanzia. I Vangeli della predicazione. Ci sono dei Vangeli che fanno riferimento alla comunità giudeo-cristiana. All'inizio, per chi ha partecipato ai nostri incontri sulla storia del Nuovo Testamento, che comunque apro una piccola parentesi, il secondo dei due incontri potete trovare, la registrazione la trovate anche sul sito della parrocchia, insieme anche a tutti gli incontri degli ultimi 3 anni, e era la realtà dei giudeo-cristiani, erano i primi, una parte consistente, all'inizio proprio è la parte non soltanto maggioritaria ma esclusiva delle prime comunità cristiane, perché erano tutti, i cristiani erano tutti giudei convertiti e portavano con sé, nonostante la conversione, tutta la mentalità ebraica. E lo scontro che nasce prestissimo e che troverà soluzione soprattutto grazie a San Paolo è che i giudeo-cristiani avevano questa posizione, dicevano sì, per essere cristiani occorre essere anche ebrei come religione, come usanze. I cristiani devono rispettare anche tutte le tradizioni e le usanze degli ebrei. Sarà Paolo che dirà no, perché Gesù, Cristo, ci ha liberato dalla schiavitù della legge e quindi è una cosa nuova. Lo scontro durerà, permarrà, anche perché all'interno della Chiesa c'era una realtà giudeo-cristiana consistente che continuerà anche negli anni successivi. E di questa parte culturale giudeo-cristiana, ecco che vengono formulati, scritti alcuni Vangeli. I nomi sono ebioniti e nazareni di alcune correnti ereticali all'interno della Chiesa, poi ereticali vengono allontanati. Vangelo degli ebioniti, Vangelo dei nazareni, Vangelo degli ebrei, chiamato genericamente degli ebrei. Alcuni frammenti papiracei, perché sono stati, chiaro, tutti questi testi sono scritti, noi abbiamo delle copie di ognuna di queste opere che vi ho elencato finora e delle prossime. Ci sono diverse copie, diversi manoscritti, di alcune opere numerose copie, di altri molto pochi. Di questi frammenti una copia soltanto. Allora, senza trovare delle denominazioni particolari per dire il contenuto di questi frammenti di papiro, vengono chiamati semplicemente con il nome scientifico del documento di quel papiro lì. E quindi papiro di Ossirinco, dal luogo dove è stato trovato 840, papiro Egerton, dal proprietario di colui che l'ha scoperto all'inizio, il secondo papiro di Egerton, papiro di Fayum, questo invece è un luogo geografico in Egitto, papiro 11.700 di Berlino. Adesso vedremo
quando sarà il momento, che cosa dicono questi frammenti, che cosa contengono. Adesso soltanto siamo nella fase di elenco, di elencazione. I Vangeli della passione e della resurrezione. C'è un Vangelo di Pietro, un Vangelo di Nicodemo, all'interno del quale il Vangelo di Nicodemo sono due parti, gli atti di Pilato e poi un'altra parte intitolata, chiamata Discesa all'inferno, da parte di chi? Da parte di Gesù. La descrizione della discesa agli inferi di Gesù. Altro scritto, dichiarazione di Giuseppe di Arimatea, che è uno dei discepoli, quello che procurerà il lenzuolo su cui verrà avvolto Gesù e poi darà in uso anche il suo sepolcro, la vendetta del Salvatore, il Vangelo di Bartolomeo, quindi questi Vangeli riguardano la passione e la resurrezione di Gesù, il ciclo di Pilato, sempre del gruppo dei Vangeli legati alla passione e alla resurrezione. Il ciclo di Pilato, la sentenza di Pilato, anafora, che è anafora è una specie di inno, paradosis di Pilato, la morte di Pilato, lettera di Pilato ad Erode, lettera di Erode a Pilato, lettera di Pilato a Tiberio, l'imperatore Tiberio, lettera di Tiberio a Pilato. E ancora Assunzione di Maria, la dormizione della Santa Madre di Dio di San Giovanni il Teologo, il transito della Beata Maria Vergine dello pseudo Giovanni di Arimatea e i Vangeli gnostici. Il Vangelo, ecco qua, vi dicevo prima, c'è già un altro Vangelo di Tommaso, e allora per distinguerlo l'altro pseudo Tommaso, Vangelo di Filippo, Vangelo della Verità, e infine i Vangeli dualistici, il libro di Giovanni Evangelista. Adesso a questo punto io mi trovavo nell'incertezza di come procedere, e intanto teniamo lì delle domande. Io mi sono immaginato le domande che possono sorgere nella gente e quindi anche in me, ma quando sono stati scritti questi libri, questi testi, che cosa dicono? Qual è il contenuto? Di che cosa parlano? E perché la Chiesa li ritiene non ispirati, non autentici? Quando sono stati scritti? Ognuno di queste opere, questo lungo elenco, è stato scritto, si va per ipotesi, sulla base di che cosa? Sulla base della lingua, sulla base dei riferimenti culturali, geografici, sulla base delle copie in nostro possesso della lingua in cui sono stati scritti e sono arrivati fino a noi. Lo vedremo, adesso vedremo il primo scritto, lo prenderemo in mano il primo, quello che viene ritenuto come il primo, il proto-vangelo di Giacomo. La data, ci sono degli studiosi che dicono insomma Giacomo, questo scritto è anteriore al 150 d.C., quindi molto antico. Ma nell'introduzione, quello che ha scritto quel testo su cui mi fondo, fa una osservazione interessante, alcune osservazioni interessanti per dire non è possibile, questa datazione, questa attribuzione non è possibile per una serie di motivi. Primo, questi testi vengono citati anche da altri autori spesso e tutti i padri della Chiesa molto spesso non li conoscono e non li conoscono, a volte sappiamo della loro esistenza perché scrivono magari contro, sparano a zero su questi scritti, però ignorandoli totalmente
vuol dire che non li hanno proprio presenti. Poi viene fatta questa considerazione a proposito della lingua. Non esiste, di tutti i manoscritti esistenti, non esistono manoscritti in lingua latina. Quindi vuol dire che nella Chiesa di Roma, soprattutto nella Chiesa latina, non erano conosciuti. Ed è strano che non esistano delle traduzioni latine, cosa che fin dai primi secoli, anche se i Vangeli, gli scritti neotestamentari sono scritti in greco, ma le loro traduzioni in latino sono precocissime. Allora, anche sulla base delle copie in nostro possesso, si risale, è uno degli elementi per arrivare anche alla datazione di questi scritti. Allora, tutti questi scritti, ve lo anticipo, sono molto successivi ai Vangeli canonici. Anzi, si capisce dagli scritti che loro, questi, scoppiazzano, hanno presente i Vangeli, quelli che conosciamo noi, e ci sono alcuni pezzi che li vengono riportati e poi soprattutto si interessano di quello che i Vangeli canonici, di cui i Vangeli canonici non parlano, per dire, si pongono le domande, sì, ok, ma e Maria da piccolina? E Gesù da piccolino? E Giuseppe? Ma fino a 12 anni Gesù che cosa ha fatto? E dopo è Pilato? E allora vanno a scrivere delle parti che i Vangeli canonici non hanno scritto, di cui non si sono interessati. Vanno a coprire il buco lasciato, scoperto dai Vangeli canonici. E veniamo al proto-Vangelo di Giacomo. Vi leggo dei passi per capire di che cosa parla. Allora cerco di farvi, vediamo se riesco a fare prima un'introduzione e poi vediamo magari di leggere qualche passaggio. È collocato tra i vari Vangeli, tra gli scritti apocrifi, al primo posto perché è quello che riporta la maggior numero e per la ricchezza maggiore degli episodi che riguardano la nascita di Gesù, per la freschezza del linguaggio, l'ingenuità della narrazione, ma soprattutto perché è servito da modello per molti altri scritti apocrifi. Proto-Vangelo, in greco proto vuol dire primo, perché chi lo ha scoperto nel 1500, un umanista francese, lo ha ritenuto il più antico, addirittura il più antico degli scritti neotestamentari. Addirittura riteneva che fosse più antico degli stessi Vangeli, cosa che invece poi studi successivi hanno documentato come non vero. E visto che l'autore dice di chiamarsi Giacomo, il testo viene comunemente attribuito a Giacomo il minore, fratello di Gesù. E allora si diceva che era da considerarsi prima del 150. Questo sarebbe stato anche suffragato, avvalorato dal fatto che di fatto la Chiesa tacitamente, non esplicitamente, ha accettato molti particolari, soprattutto della vita di Maria, riportati da questo scritto. Ma come vi accennavo prima, il silenzio di tutti i padri della Chiesa dei primi secoli invece fanno dire che questa datazione è impossibile. Le prime testimonianze sicure e certe su di lui risalgono addirittura al VI secolo, quindi al 500. La novità di questo Vangelo, che apre la via, la pista per tutti gli altri, è lo spostamento dell'interesse da Gesù a Maria e di riflesso anche a Giuseppe. C'è tutta una parte, in realtà anche questo Vangelo risulta composto di 3 grandi parti.
All'inizio c'è tutta una serie, ci sono 2 o 3 capitoletti dedicati a Gioacchino e Anna, i genitori di Maria. Poi si concentra su Maria e dunque Giuseppe, e poi alla fine su Zaccaria, il papà di Giovanni Battista, sacerdote, e che muore ucciso nel Tempio. Quindi 3 parti, una dedicata a Gioacchino, l'altra a Maria e Giuseppe, la terza addirittura a Zaccaria, papà di Giovannino Battista. Vi leggo allora qualche passaggio. Parla di Gioacchino. Venne il gran giorno del Signore e i figli di Israele portavano le loro offerte al Tempio. Ruben, uno degli scribi, si piantò davanti a Gioacchino dicendo: tu non hai diritto di presentare per primo le tue offerte, perché non hai generato prole in Israele. Gioacchino resta malissimo e umiliato, va a nascondersi nel deserto, e contemporaneamente anche Anna piange a questo punto, prima la sua sterilità, ma poi si aggiunge la sua vedovanza, perché Gioacchino è scomparso e non si sa che fine abbia fatto. Avendo alzato lo sguardo verso il cielo, Anna vide su un lauro, su un albero, un nido di passeri, e cominciò allora un lamento dicendo: ma guarda te, i passeri riescono a dar la vita, l'acqua genera altra acqua, e tutta una serie di lamentazioni. Dice: e io niente, sventurata e maledetta da Dio. Ed ecco che giunsero 2 messaggeri e le dissero, perché Dio ha pietà sia di Gioacchino, che era un uomo pio, che di Anna, e dunque ecco che viene loro incontro esaudendo la loro preghiera. Gioacchino, il Signore Dio ha esaudito la tua preghiera, scendi di qui, poiché tua moglie Anna concepirà nel suo ventre. Si compirono i mesi della gravidanza e nel 9° mese Anna partorì. Domandò alla levatrice: che cosa ho messo al mondo? Quella rispose: una femmina. Allora Anna esclamò: oggi la mia anima è stata magnificata, e pose la bimba nella culla. Trascorsi poi i giorni necessari, Anna si purificò, diede la poppa alla bimba e le pose nome Maria. Poi va avanti, le costruì un santuario in casa, nella sua camera da letto, e non permetteva che essa toccasse nulla di profano e di impuro. Fece venire delle fanciulle ebraiche che erano tutte senza macchia, e quelle la trastullavano, e quindi proprio perché doveva non essere contaminate in nessun modo fin dall'inizio. E poi andiamo avanti. Allorché la bambina compì 3 anni, disse Gioacchino: chiamate le figlie degli ebrei, quelle senza macchia, e prendano ciascuno una fiaccola, e stiano ritte con la fiaccola accesa, affinché la bambina non si volga indietro e non venga attratto il suo cuore fuori del Tempio del Signore. Così fecero finché giunsero al Tempio del Signore, e qui l'accolse il sacerdote, il quale, baciatela, la benedisse dicendo: il Signore ha glorificato il tuo nome per tutte le generazioni. Alla fine dei tempi il Signore manifesterà la sua redenzione per i figli di Israele. La pose in cima e lei, la bambina, corre spedita passando i 15 gradini senza voltarsi, e stupirono molto i genitori, perché si commenta: le bambine a quell'età frignano, piangono e non si allontanano mai dai genitori. Invece questa non soltanto è corsa su per i gradini verso il Tempio del Signore, ma non si è neanche degnata di voltarsi, segno del destino. I genitori si sorpresero
e si compiacquero di lei. Se ne andarono pieni di ammirazione, ringraziando il Signore Dio perché la bambina non si era voltata indietro. Così Maria restò nel tempio, allevata come una colomba, e riceveva il cibo dalla mano di un angelo. Ma cresce e va avanti, arriva all'età di 12 anni, non è conveniente che la bambina di 12 anni che incomincia a entrare nella pubertà e quindi nell'età adulta per il popolo ebraico rimanga nel tempio, e quindi si pensa di provvedere a sistemarla, a trovarle un marito. Ma allora c'è l'episodio, la serie di episodi che riguardano Giuseppe, credo tutti li conosciamo. Per il sommo sacerdote decide che allora di convocare tutti i vedovi presenti in Israele, che presentassero ognuno un bastone. Da ultimo arriva il vecchio Giuseppe, che aveva già altri figli, e si attenderà il giorno dopo il miracolo non della fioritura del bastone. Questo mi ha sorpreso, anche voi immagino abbiate presente, il bastone era quello che sarebbe fiorito. Invece il miracolo del bastone consiste nel fatto che a un certo punto dal bastone se ne esce una colomba bianca. Allora il sacerdote disse a Giuseppe: tu sei stato prescelto a ricevere la Vergine del Signore in tua custodia. Giuseppe si schermì dicendo: ho già figli, sono vecchio, mentre essa è una fanciulla, che io non abbia a diventare oggetto di scherno per i figli di Israele. E lo minacciano dicendo: guarda che se disobbedisci alla volontà del Signore ti accade come ai vecchi del popolo di Israele, che disobbedendo alla volontà di Dio sono stati puniti con la morte. Poi un giorno Maria prese la brocca, uscì ad attingere acqua, e una voce che le dice: Ave, o piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Si guardò intorno, a destra e a sinistra, di dove venisse mai quella voce. Fattasi tutta tremante, tornò a casa, posò la brocca, prese la porpora che stava tessendo, si mise a sedere sul suo sgabello e la filava. E torna l'angelo che le annuncia che diventerà madre, e poi il momento della nascita. Trascorse i 3 mesi presso Elisabetta, e Giuseppe fu preso da grande preoccupazione, vanno verso Betlemme, si allontana da lei per meditare che cosa dovesse fare di lei, perché si è accorto che aspetta un figlio. L'angelo gli appare in sogno, Giuseppe si desta dal sonno, ringrazia Dio, e poi il momento della nascita. Il momento della nascita è molto interessante perché si insiste in modo un po' morboso per voler testimoniare l'autenticità della verginità di Maria. Giuseppe trova una grotta. Pensate, nei Vangeli non si parla mai di grotta, la grotta compare per la prima volta proprio in questo Vangelo e poi ripreso dagli altri Vangeli. Ve la condusse dentro, lasciando presso di lei i suoi figli, e quindi anche i figli di Giuseppe vegliano la nascita di Gesù e aiutano Maria a partorire, e lui uscì a cercare una levatrice ebrea nel paese di Betlemme. E io, Giuseppe, stavo camminando, ed ecco non camminavo più. I pastori stavano pascolando e non pascolano più. Le pecore stavano belando e non belano più e restano con la bocca aperta. Gli uccelli stavano cantando e non cantano più. Nel momento della nascita tutto il mondo si arresta e incontra una donna che chiede: dove vai? Cerco una levatrice ebrea. E fatalità, lei è proprio una levatrice. La levatrice andò con lui. Si fermarono nel luogo dove era la grotta, ed ecco una nuvola luminosa adombrava la grotta. La levatrice esclamò: oggi è stata magnificata la mia anima,
perché i miei occhi hanno visto un prodigio meraviglioso, che è nata la salvezza per Israele. Subito la nuvola si dissipò dalla grotta. Apparve una grande luce nella grotta, tanto che i nostri occhi non la potevano sopportare. A poco quella luce si attenuò finché non apparve il bambino. È come la condensazione, cioè come una nuvola, una folgore di luce che progressivamente si condensa in un bambino. Da qui forse si capisce quello a cui facevo riferimento prima, dei Vangeli gnostici, la sottolineatura soprattutto dell'aspetto divino, spirituale, quindi a sottolineare che Gesù è proprio Dio, tanto poco uomo e molto Dio. La levatrice uscì dalla grotta e si imbatté in lei Salomè. Ed ella le disse: Salomè, Salomè, ho da raccontarti un fatto straordinario. Una vergine ha partorito, ciò che è contrario alla sua natura. Ma Salomè rispose: come è vero che vive il Signore mio Dio, se non introdurrò il mio dito ed esaminerò la sua natura, non crederò mai che una vergine abbia partorito. Allora la levatrice entrò e disse a Maria: mettiti giù per bene, poiché c'è intorno a te una non piccola discussione. E Salomè introdusse un dito nella natura di lei e mandò un urlo e disse: maledizione alla mia impietà e alla mia incredulità, poiché ho messo a prova il Dio vivente, ed ecco la mia mano si stacca e mi brucia addosso. Piegò le ginocchia davanti al Signore dicendo: pietà di me. Ed ecco un angelo del Signore le fu appresso dicendole: Salomè, Salomè, il Signore ti ha dato ascolto, accosta la tua mano al bambino e sollevalo, e sarà per te salute e felicità. Salomè si avvicinò, lo sollevò dicendo: io mi prostrerò davanti a lui, perché egli è nato per essere grande. Ed ecco che subito Salomè fu guarita. E va avanti. E poi la uccisione dei bambini da parte di Erode, Elisabetta che fugge nella montagna. In questo brano, in questo Vangelo, anche Elisabetta è a Betlemme e nasconde il proprio figlio. Maria fugge e Elisabetta si nasconde in montagna per proteggere il suo figlio. Erode allora manda i servi da Zaccaria: dove hai nascosto tuo figlio? Non so dov'è mio figlio. E allo spuntar del giorno Zaccaria fu ucciso. E conclude: e io, Giacomo, che ho scritto questa storia, essendo avvenuti dei torbidi a Gerusalemme quando morì Erode, mi ritirai nel deserto finché cessarono i torbidi a Gerusalemme, ringraziando il Signore Dio che mi ha dato il dono e la sapienza di scrivere questa storia. E la grazia sarà con quelli che temono il Signore nostro Gesù Cristo, a cui sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Vangelo successivo, cioè di Tommaso, dello pseudo Tommaso, racconta una serie di miracoli compiuti da Gesù tra i 5 e i 12 anni. Anche lui parte parlando di Gioacchino, anche lui l'umiliazione da parte del sacerdote, dello scriba. Sia Gioacchino che Anna umiliati, vengono ascoltati dal Signore, quindi la nascita di Maria, affidano la loro piccola al Tempio del Signore, la nascita di Gesù. Ho ritenuto necessario, io Tommaso israelita, portare a conoscenza di tutti i fratelli provenienti dal paganesimo gli avvenimenti dell'infanzia e i fatti straordinari del nostro Signore Gesù Cristo, quanti egli operò nato nel nostro paese. E l'inizio è così. Questo bambino Gesù
Quando aveva 5 anni, stava giocando dopo che c'era stata la pioggia nel guado di un torrente e si divertiva anche lui. Io mi divertivo tantissimo in spiaggia a fare canali, canalette con l'acqua. Quando si apre la doccia sapete che l'acqua corre benissimo. Gesù si divertiva a fare la stessa cosa. Dopo che c'era stata la pioggia nel guado di un torrente, raccoglieva in fossatelle l'acqua che scorreva, facendola subito diventare limpida. E tutte queste cose le eseguiva soltanto con la parola. Comandava all'acqua, comandava alla terra e faceva tutto. Poi, impastata della molle argilla, plasmò con essa 12 passeri. Ed era sabato quando fece queste cose, e c'erano anche molti altri bambini che giocavano con lui. Ora, un giudeo, come vide che Gesù giocando faceva queste cose di sabato, immediatamente andò a riferirlo a suo padre Giuseppe. Guarda che tuo figlio è presso il torrente e presa dell'argilla ha formato 12 uccellini e ha profanato il sabato. Allora Giuseppe, recatosi sul posto a vedere, gli gridò queste parole: perché fai queste cose di sabato che non è lecito farle? E Gesù, battendo le mani, gridò ai passerotti e disse loro: andate via. E i passerotti volarono via cinguettando. Vedendo ciò, i giudei furono presi da stupore e andarono a raccontare ai loro capi quello che avevano visto fare a Gesù. Era lì presente insieme con Giuseppe il figlio dello scriba Anna. Prendendo un ramo di salice, faceva scorrere via le acque che Gesù aveva raccolte. Vedendo ciò che veniva fatto, Gesù si sdegnò e si arrabbiò molto e gli disse: malvagio, empio e insensato, che fastidio ti davano le fosse e le acque? Ecco, ora anche tu seccherai come un albero e non porterai né foglie né radici né frutto. E in quel momento il ragazzo seccò tutto. E Gesù se ne andò e tornò a casa di Giuseppe. Ma i genitori del ragazzo disseccato, presero su il figlio piangendo la sua tenera età e lo portarono da Giuseppe e lo beasimarono. Bel figlio che hai, che fa simili cose. Un'altra volta passava per il paese un ragazzino correndo, urtò con la sua spalla Gesù. Irritato Gesù gli disse: non proseguirai la tua strada, e subito quello cadde morto. Alcuni che avevano visto ciò che era successo dissero: di dove viene questo bambino? Che ogni sua parola è un fatto belle compiuto? Ma i genitori del morto, recatisi da Giuseppe, lo ammonivano: tu, avendo un simile figlio, non puoi abitare nel villaggio con noi, a meno che non insegni a benedire e non a maledire, perché egli fa morire i nostri figli. Allora Giuseppe chiamò in disparte il figlio, lo ammoniva dicendo: perché fai di queste cose, per cui costoro soffrono e ci odiano e perseguitano? Rispose Gesù: io so che queste parole non sono tue, tuttavia starò zitto per riguardo a te, ma quelli riceveranno il loro castigo. E subito i suoi accusatori divennero ciechi. Quanto a Giuseppe, vedendo che Gesù aveva fatto una simile cosa, levatosi su, gli prese un orecchio e glielo tirò forte. Non sapeva che cosa rischiava. Il bambino si adirò e gli disse: è già abbastanza per te cercare e non trovare, ed hai proprio agito con poca saggezza. Non sai che non sono figlio tuo? Non farmi del male. E poi un rabbino, Zaccheo, che vedendo come Gesù rispondeva a suo padre, dice: mandalo da me che gli insegno io, lo prendo io sotto la mia custodia per insegnargli, e gli insegnerò
oltre le lettere a onorare i più vecchi e amare i coetanei. Gli spiegò tutte le lettere dall'alfa fino all'omega. Sta a sentire, dice a un certo punto Gesù, dopo aver ascoltato tutte le cose, sta a sentire, maestro, la costituzione della prima lettera, perché io ne so più di te, sostanzialmente. E quindi gli spiega per delle aste come è fatta l'alfa, come è fatta. A un certo punto il maestro Zaccheo: sono stato messo in imbarazzo, io sventurato, procurandomi da me stesso siffatta vergogna con l'invitare questo bambino. Fratello Giuseppe, ti prego, riprenditelo dunque. Questo bambino non è nato, ma questo è interessante, questo bambino non è nato su questa terra, egli può dominare anche il fuoco, forse è stato generato prima della creazione del mondo. Quale ventre lo abbia portato e quale utero lo abbia nutrito, io lo ignoro. Perciò ti supplico, fratello Giuseppe, riconducilo a casa tua. Egli è qualcosa di grande, o un Dio o un angelo, o non so come chiamarlo. Mentre i giudei consolavano Zaccheo per l'umiliazione che aveva subito dal bambino Gesù, che ha 5 anni, il bambino rise forte e disse: ora portino dunque frutto le cose che sono accadute, e quindi ha fatto risuscitare quello che aveva seccato e inaridito precedentemente e quelli che aveva reso ciechi. Alcuni giorni dopo Gesù giocava sulla terrazza di un tetto e uno dei bambini che giocavano con lui cadde giù dalla terrazza e morì. Vedendo ciò, tutti gli altri bambini fuggirono, ma Gesù rimase solo. Essendo accorsi i genitori del morto, accusavano lui. Gesù disse: io proprio non l'ho buttato giù, ma essi imprecavano contro di lui. Allora Gesù scese di un balzo giù dal tetto. Quello che era saltato giù era morto, lui con un balzo riesce a saltare giù senza farsi nulla e, fermatosi presso il cadavere del bambino, gridò ad alta voce: Zenone! Ecco, vedete, i veronesi sono lì, c'entrano anche loro. Così infatti era chiamato di nome: levati su e dimmi, sono io che ti ho buttato giù? E quello, risorto, subitamente disse: no, Signore, tu non mi hai buttato giù, ma mi hai risuscitato. A tal vista restarono tutti attoniti e i genitori del bambino resero lode a Dio per quel fatto straordinario che era accaduto e manifestarono a Gesù la loro venerazione. Un giovane, pochi giorni dopo, che spaccava la legna in un angolo, gli cadde di mano la scura, gli tagliò la pianta del piede ed egli stava per morire dissanguato. Ci fu un grande trambusto e un accorrere di gente e anche il bambino Gesù corse là, aprendosi a forza il passo in mezzo alla calca, afferrò il piede ferito del giovane e questi fu subito guarito. Allora disse il giovanotto: levati su, ora spacca la legna e ricordati di me. La folla, vedendo quel che era accaduto, manifestò al bambino la propria venerazione, dicendo: davvero in questo fanciullo abita lo Spirito di Dio. Quando ebbe 6 anni, sua madre lo mandò ad attingere l'acqua. Gesù allora, stendendo il mantello, perché si era rotta la brocca, stendendo il mantello che aveva addosso, lo riempì d'acqua e lo portò a sua madre. E sua madre, vedendo il fatto straordinario che era accaduto, lo baciò e serbava dentro di sé i misteri che gli vedeva compiere. Poi Gesù, che semina un chicco di frumento. C'era Giuseppe che aveva seminato la semente e aveva prodotto, ma Gesù un chicco solo e ha prodotto più di quanto aveva prodotto il campo intero.
Gesù seminò un chicco di frumento, ne ricavò 100 cori e, convocati tutti i poveri del villaggio sull'aia, distribuì loro il grano, e Giuseppe portò via il rimanente. Aveva 8 anni quando fece questo miracolo. E poi va avanti con altri. Arriva uno a ordinare a Giuseppe di fare una sedia, di fare un tavolo, di fare un tavolino. Però gli dà anche i legni e deve, con i listelli, e uno è più lungo e l'altro è più corto. E allora non sa come combinare le cose. Allora Gesù dice: accostali l'uno all'altro, monta sopra a testa dei 2 listelli, si mette a tirare quello più corto e lo fa diventare lungo alla pari dell'altro. E vide ciò suo padre Giuseppe e si stupì, e abbracciato il bambino lo baciò dicendo: felice sono io, poiché Dio mi ha dato questo bambino. Che insomma c'è un'utilità anche nel fare il falegname con un bambino così. Vedendo poi Giuseppe che l'intelligenza del bambino e la sua età andavano maturando, lo condusse da un altro maestro e glielo affidò. Il maestro però, anche questo, irritato perché il bambino ne sapeva più di lui, lo picchiò sulla testa. Allora il bambino, sentendo dolore, lo maledisse, e subito quello svenne e cade a terra bocconi. Il bambino se ne tornò a casa di Giuseppe, ma Giuseppe ne fu addolorato e ordinò alla madre di lui: non lasciarlo uscire fuori dalla porta, perché tutti quelli che lo fanno irritare cadono morti. Un altro rabbino disse: portami il bambino a scuola. Gran numero di persone si erano radunate per l'efficacia del suo insegnamento. Lo chiamano, e Giuseppe è preso dalla paura perché dice: trovo un altro morto, l'efficacia del suo insegnamento. E invece, quindi Giuseppe è preso dalla paura, supponendo che anche quel precettore fosse colpito da qualche accidente. Ma il rabbino disse a Giuseppe: che tu lo sappia, fratello, io ho preso il bambino come scolaro, ma egli è pieno di grazia e di saggezza. Udendo quelle parole, il fanciullo subito gli sorrise e gli disse: poiché hai parlato rettamente e hai fatto un'onesta dichiarazione, in grazia tua anche quell'altro che è stato colpito precedentemente sarà risanato. E subito anche l'altro maestro fu risanato. Giuseppe prese con sé il bambino, se ne tornò a casa sua. E poi altri episodi. Il figlio di Giuseppe, Giacomo, era a far fascine da portare a casa e anche il bambinello lo accompagnava. Mentre Giacomo raccoglieva i sarmenti, una vipera gli morse la mano. E a lui, che era steso al suolo e già stava per morire, si avvicinò Gesù, soffiò sulla morsicatura, subito cessò il dolore, la vipera scoppiò e immediatamente Giacomo rimase guarito. Morì un bambino che era malato e sua mamma piangeva disperata. Gesù: dico a te, bimbo, non morire, ma vivi e resta con tua mamma. E subito quello guarì e si guardò attorno e sorrise. Vedendo questo, le persone che erano presenti si stupirono e dissero: davvero questo bambino era un angelo di Dio, perché ogni sua parola è un fatto compiuto. E da ultimo, insomma, durante la costruzione di una casa, il muratore, visto un uomo che giaceva morto, gli prese la mano ed esclamò: dico a te, uomo, levati su, riprendi il tuo lavoro. E quello subito si levò e gli manifestò la propria venerazione. Quando ebbe 12 anni, ecco l'incontro con i dottori nel Tempio. A prima vista l'opera appare sconcertante e irriverente. Miracoli di Gesù come opere di un bambino capriccioso e vendicativo che, dotato di poteri eccezionali, fa morire o diventare cieche e storpie le persone che lo infastidiscono,
altre volte invece porta aiuto, risana malati, risuscita i morti. Appare un tentativo grossolano e goffo di far risaltare le doti soprannaturali di cui Gesù era fornito e di anticiparle fin dall'infanzia. In realtà, sia le maledizioni che le opere buone che compie Gesù bambino corrispondono alla dottrina gnostica di questa corrente della gnosi che vi avevo detto, che sottolinea la salvezza non è portata da Gesù. Noi non siamo salvi perché ci salva Gesù. La salvezza è il frutto di una conoscenza. Occorre conoscere la verità e questa ti salva. Questo era lo gnosticismo. E la dottrina gnostica, Gesù non è una creatura di questa terra, è una emanazione divina, è un compito da assolvere, da portare avanti. Chi crede in Lui è salvo, chi non crede e lo contrasta è dannato immediatamente. Riconoscerlo e accettarlo come emanazione divina, ecco cosa bisogna, ecco la verità che occorre conoscere. Non è possibile secondo le vie normali della fede, ma deve essere un atto di conoscenza illuminata interiormente, una conoscenza interiore. Per questo sono risuscitati e risanati soltanto dopo che lo accettano. Lo accettano perché lo hanno capito. E infatti tutte le volte alla fine del miracolo segue il riconoscimento: è proprio vero che questo bambino non viene dalla terra. L'autore, che si presenta come Tommaso, filosofo israelita, in realtà non è né filosofo né israelita. Un'altra opera dello pseudo Matteo, che non vi leggo, nel tardo medioevo tra i cristiani di lingua latina, più che i due testi che abbiamo appena presentato, ebbe diffusione un loro rifacimento con l'aggiunta di alcune leggende di origine orientale, fatti prodigiosi già attribuiti ad altre divinità che venivano ascritti a Gesù bambino. Questo è il Vangelo dello pseudo Matteo. Il testo è importante perché ha ispirato artisti e letterati dal X al XIV e XV secolo. C'è una descrizione minuta, molto particolareggiata della vita di Maria bambina, fanciulla nel Tempio, che alterna le ore di lavoro con la preghiera. Si arriva a dire: si alzava al mattino, fino all'ora terza, che sono le 9 del mattino, dedicava alla preghiera e alla meditazione. Dall'ora terza all'ora nona, che vuol dire dalle 9 di mattina alle 3 del pomeriggio, la dedicava al lavoro. E poi dall'ora nona, che vuol dire le 3 del pomeriggio, riprendeva la meditazione e la preghiera. Erano gli orari della scansione della vita monastica secondo la regola di San Benedetto. E la descrizione della vita di Maria è come una piccola monaca. E poi si prosegue. Il notevole ampliamento del motivo evangelico della verginità di Maria, fatta quando gli scribi e i sacerdoti del Tempio vogliono darla in sposa perché ha raggiunto l'età, e lei fa un lungo discorso: non voglio marito, e fa tutta una apologia, una difesa della verginità e della castità, con una calorosa apologia della castità non solo femminile ma anche maschile. E qui si capisce che gli autori di questo scritto sono dei monaci, devono in qualche modo ricostruiscono la vita di Maria bambina sullo stile della vita monastica. Poi il controllo della verginità di Maria da parte delle elevatrici, perduto il significato primitivo dei due scritti precedenti, e quindi la dimostrazione che Gesù
non aveva assolutamente ricevuto nulla della natura umana, passando solo attraverso il corpo inalterato di Maria, ecco che allora la constatazione della verginità si è ridotta ad una celebrazione della purezza di Maria con particolari persino irriverenti e impudichi. Si tace in questo caso la morte di Zaccaria, sostituendola con fatti straordinari compiuti da Gesù in Egitto, che ricalcano leggende orientali attribuite anche ad altri dei. E qui si racconta del viaggio in Egitto, quando entra Giuseppe, Maria e Gesù bambino nel tempio degli dei egiziani. Ecco che le 365 statue del tempio cadono, crollano ai piedi di Gesù. Allora, ho fatto una scelta rischiosa, rischiosissima, volutamente ero consapevole del rischio, di leggervi direttamente dei passi per rendersi conto anche del contenuto effettivo di questi Vangeli. Certo, ho preso alcuni Vangeli dell'infanzia. La volta prossima prenderemo anche i Vangeli, i passi che riguardano la passione, la resurrezione e gli atti di Pilato, alcuni che riguardano anche i frammenti papiracei e poi alcune conclusioni e considerazioni, cercando di rispondere, ma credo che appunto leggendo e ascoltando il testo, rispondere alla domanda perché la Chiesa non ha accettato e non accetta questi scritti come canonici. Credo che ascoltando i contenuti si capiscano le motivazioni. Nel paragone i Vangeli canonici sono di una sobrietà, di una essenzialità che si apprezza soltanto paragonandoli a questi scritti. Alla volta prossima. Va bene? Buona serata.